Noi insieme ai direttori dei servizi sociali abbiamo voluto in modo preciso indicare che il problema dei prossimi anni è un problema grave. Noi dobbiamo impegnarci, dobbiamo togliere tutti quelli che potrebbero essere anche degli sprechi, ma che in un tempo di vacche grasse non sembravano. Oggi dobbiamo correggere tutto. Ho trovato dei direttori molto disponibili, hanno compreso il messaggio che abbiamo mandato. Adesso nel giro di un mese noi insieme al Presidente Zaia e all'assessore Coletto dovremo ragionare sul nuovo piano sociosanitario. Dobbiamo garantire servizi migliori e dobbiamo spendere meno, perché molti soldi, visto l'aumento della popolazione, per fortuna io dico dell'età che è sempre più lunga, però questo comporta la non autosufficienza, comporta il cronico degenerativo. Noi dobbiamo avere molte risorse perché partiamo dalla famiglia e dalla famiglia costruiamo questo modello già costruito dai nostri padri, ma che noi dobbiamo correggere visto i tempi, ed è un modello che guai chi ce lo tocca. Si andrà verso 2 nuove leggi, Assessore? Si andrà verso la modifica della 22, si andrà verso la nuova legge sulle IPA, perché ho chiesto una grande collaborazione, e si andrà presto al nuovo piano sociosanitario. Poi in 2 anni, 3, dovremo applicarlo sul territorio. Ma cosa cambia per i cittadini di fatto? Può cambiare molto, può cambiare aree diverse per le ULSS, aree omogenee. Quello che riscontriamo è che molti cittadini sono dentro a un'ULSS e vanno in un'altra. Potrebbero essere minori le ULSS. Io credo che 600-700 mila abitanti per ULSS, dovrà servire molto territorio. La stessa Commissione Massicci nazionale dice 45% delle risorse negli ospedali e dice 55 sul territorio, perciò molto distretto, molto capacità di intervenire direttamente a casa sulla non autosufficienza. La nuova legge lo dice, i soldi tanto a quelli che vanno nelle strutture, cioè le case di riposo, tanto chi tiene in casa, perciò assistenza domiciliare potenziata, distretti, ospedali di comunità, ospedali per acuti meno ma molto efficaci e efficienti. Cioè serve una rivoluzione sociosanitaria tenendo conto del nostro modello che ci sta copiando non l'Italia ma il mondo. Noi abbiamo una situazione, per dire, io sto discutendo il Breda. Il Breda ha venduto parte del patrimonio e ha debiti per 24 milioni di euro. Sarà così il nuovo modello per le IPA? Io penso che la IPA, chi la gestirà, dovrà gestire solo la gestione delle cosiddette impegnative regionali rispetto agli ospiti. Credo che debba fermarsi là il ruolo del CDA e del Presidente, un modello nuovo nell'interesse di tutti.